Svolta nelle indagini per una brutale rapina a mano armata avvenuta a Menfi nel mese di maggio dello scorso anno, presso un'agenzia di assicurazioni. In manetta è finito un 21enne menfitano denunciato al suo complice. E quando comunicano stamani i carabinieri della compagnia di Sciacca e della stazione di Menfi, che hanno stretto alle prime luci dell'alba i polsi di Francesco Sabella, 21enne, ritenuto responsabile della rapina aggravata in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca. Il provvedimento restrittivo è frutto di prolungate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Le indagini furono avviate dai carabinieri subito dopo la rapina avvenuta il 7 maggio dello scorso anno ai danni dell'agenzia di assicurazioni Unipolsai di Menfi. In quella circostanza era stato immediato l'arrivo dei militari che raccolsero subito le prime preziose testimonianze e acquisirono i filmati di videosorveglianza delle vie del centro cittadino. Il bottino era stato di circa 800 euro in contanti, sottratti da un giovane con il volto travisato da casco, che aveva brutalmente minacciato con una pistola il direttore dell'agenzia. Subito dopo il rapinatore si era dileguato grazie anche all'aiuto di un complice che lo stava aspettando fuori, a bordo di una moto senza targa. Durante i primi accertamenti i carabinieri riuscirono ad acquisire indizi importanti, tra cui il tipo di pistola utilizzata, gli abiti indossati dal rapinatore, ovvero una tuta da motocross con protezioni di colore arancione sia alle gambe che ai gomiti. Ma il tassello fondamentale dell'inchiesta è stato acquisito a seguito di un posto di blocco effettuato alcuni giorni dopo dai carabinieri lungo la strada statale 624. In quell'occasione i militari, dopo aver fermato un giovane 21enne che viaggiava a forte velocità, nel corso della perquisizione all'interno della sua macchina scovarono un panetto di hashish e una pistola a gas priva del tappo rosso, risultata coincidente con quella descritta dai testimoni della rapina. A quel punto gli investigatori hanno fatto subito scattare una perquisizione anche presso l'abitazione del sospettato, dove è saltata fuori una tuta da motociclista arancione, uguale a quella indossata dall'autore della rapina all'agenzia assicurativa Unipol. Tra le risultanze investigative, supportate poi da altri elementi di prova, in particolare alcuni dialoghi del sospettato intercettati dai carabinieri, hanno consentito di chiudere definitivamente il cerchio delle indagini e di applicare la misura cautelare nei confronti di Francesco Sabella. Inoltre, a conclusione dell'operazione, i carabinieri della stazione di Menfi sono riusciti a identificare e denunciare all'autorità giudiziaria anche il complice, un giovane di 27 anni originario di Menfi, già noto alle forze dell'ordine.